domenica e io mi sono messa qui all'ombra, vista la situazione delle gambe e della circolazione. Si sta benissimo. Dimmi. No. Pepe. Ma Pepe. Mi fai male. Aia, le unghie. No, mi fai male, Bobby. Cosa c'è? Sei uno stress. Io posso stare qui da sola? No, non vieni qua, no. Bacini, grazie, non neanche la crema. Eccolo qua. Ciao. Cosa fai? Ciao gattino. Ma guarda te, un gattino. Ma neanche sullo sdraio non posso stare da sola. Ma no, Mummy? Ma Dio mio. Ma vi pare? Neanche sullo sdraio. Allora, Pepe è qua, no? Ci rimane da capire perché Pippo stia lì. Pippo? Vieni su! Dai! No, Pepe, mi fai male con quelle unghie. Devi fare sempre panini. Sì, ma questo era il mio posto, Pepe. Togliti, dai, per piacere. Vai un po' più in là. Io non posso stare tranquilla un secondo. Ma perché gli hai dato le botte? Oggi è lunedì e sto aspettando che Franz torni a casa per mettere via legna. E vado in orto anche questa sera. I baby cetriolini, guardate che ci sono i baby cetriolini. Ecco qua, un baby cetriolino, questo è un baby cetriolino, ma questo mi sa che è andato via. Eccoli qua. Fragole, ecco qua, questa è pronta. Eh no, ieri era buona, l'hanno già mangiata le formiche. Adesso me la prendo, Eccola la fragolina. È buona. Ma è buonissima. È dolcissima. Buona. È un peccato che ci siano le formiche che si mangiano tutto. Buona. Buon, vado a finire perché sennò qua sono già le 9 di sera e io sono ancora qui. Io devo ancora dare acqua a tutto l'orto. Ho spiazzato le formiche, sono tutte qui alla ricerca della fragola perduta. C'è anche piccola Simon lì. Simon! Piccola Simon! Simon! Vieni! No. Ho deciso che se ne va. Che bella qualità video, bellissima. Comunque sono qua seduta, c'è ancora tanto caldo per essere in montagna. È stata una giornata afosissima e per dirvi che qua fa caldo vuol dire che ce n'è stato veramente tanto. Ho dato acqua anche a tutti i fiori, li ho puliti e adesso devo fare una doccia, ho lavato i piatti
Oggi è stata una giornata produttiva. Vabbè, siccome la qualità video non mi piace, ci vediamo prossimamente. Cioè, quella macchina nera lì era ferma qua fuori, è passato, aveva il finestrino giù e vi dirò la sincera verità, a me mi è sembrato Mago Forest, non so se avete presente. Forest con una R. Cioè, praticamente io appena l'ho visto mi si è accesa la lampadina, ho detto quello è lui. Era preciso, cioè se non era lui era un sosia, perché... E infatti non ho neanche messo le ruote dritte della macchina perché sono rimasta un po'... sono rimasta, non so, va bene. Ok. Ho fatto in tempo ad andare in orto a prendere un po' di insalata. Vabbè, ok, fai come vuoi, eh. Ecco l'insalatina. E ho fatto veramente in tempo a prendere questa. C'è anche la fragola, che è già stata mangiata in parte dalle formiche. Sono stata dal medico. Secondo lui è una flebite superficiale. Gli ho fatto vedere che è gonfio, si sentono anche dei rigonfiamenti. E non so, per il momento inizio a prendere il Daflone. Se dovesse peggiorare poi andrò a farmi vedere, cioè tornerò qua e mi farò fare un'impegnativa per una visita. Comunque la situazione è rientrata abbastanza con i bendaggi che ho fatto e mettendo le varie creme cremine. È rientrata abbastanza, non si è sistemata, ma comunque è così. E niente, e poi situazione ormonale è sempre la stessa, farò degli esami per gli ormoni, un po' per tutto. Torta in padella fatta, forse l'ho fatta cuocere anche un po' troppo sotto, ma comunque stavolta è venuta bene, più sofficiosa, cioè è venuta meglio. Poi andrò anche a dormire perché 22-24, insomma, quasi ora di andare a dormire. Allora, ci dovrebbe essere un pipistrello, era piccolo così, un cucciolo. E non c'è più, deve essere andato via. Aveva preso Pepe, solo che i pipistrelli, lo sappiamo tutti, sono portatori di malattie. Adesso c'ho l'ansia. Deve essere caduto da là sopra, perché loro stanno lassù, nella fessura tra il legno e il muro. E quello era proprio un cucciolino, era piccolo. Non l'ho mai visti così piccoli. Adesso vado a mettere il veleno per le formiche. Mi metto una maglia perché fuori sono 20 gradi e abbastanza fresco. Quindi mi metto una maglia e vado giù a fare sto lavoro. Metto la crema sulle gambe perché volevo fare i bendaggi stasera. Perché ho comprato altri bendaggi. E volevo fare quelli, ma no. Metterò la crema. Ho comprato la Anti-Stax, ma non mi piace. Non funziona niente. Non fa effetto freddo, niente non fa. Però ormai l'ho comprata, devo usarla. Mi sono fidata delle buone recensioni. Ma sinceramente Antistax non mi è piaciuta, non mi sta piacendo, ecco. E ho quasi finito un tubetto, ma io non la consiglio.